Cambiamo argomento, solo il 2% dei bambini veneti ha contratto il coronavirus. Tra i giovanissimi si è registrato un solo ricovero in terapia intensiva e nessun decesso. Diverse le ipotesi sulla diversità del decorso tra i più piccoli e gli adulti. In ogni caso, dai 6 anni in su, i bambini devono comunque usare la mascherina. Dario Giordo. Non immuni, ma quasi, il contagio da coronavirus ha toccato in maniera molto marginale i bambini, lo dimostrano i dati. In Veneto sono stati colpiti solo 369 under 15 su 650.000, il 2% del totale. Solo 13 hanno avuto bisogno del ricovero, appena uno in terapia intensiva e nessun decesso. Il decorso della malattia nel bambino, precedentemente sano, è un decorso clinico molto più lieve rispetto all'adulto. Il mondo pediatrico si è interrogato sul fenomeno, ma per ora si resta nel campo delle ipotesi. Il virus per penetrare nelle vie aeree, nell'intestino, utilizza dei recettori particolari per una proteina che si chiama ACE. Si ipotizza che nei bambini questi recettori siano immaturi. Un'altra ipotesi è che i bambini hanno le vie aeree molto spesso colonizzate da altri virus e quindi ci potrebbe essere un meccanismo competitivo che rallenta la crescita del coronavirus. Ma diciamo l'ipotesi che è più affascinante è che ci sia una diversità nella risposta immunologica del bambino. Le evidenze attestano che il virus non si trasmette dalla mamma al neonato e non si trasmette con il latte materno, ma i bambini positivi possono essere contagiosi pur con una carica virale minore. Cambiano però le condizioni d'uso della mascherina. Sotto i 6 anni ormai sappiamo che tutte le raccomandazioni dicono di non utilizzarle. I bimbetti della scuola materna, diciamo fino ai 6 anni, si considera che non abbiano la capacità di portare correttamente le mascherine, mentre sopra i 6 anni i bambini devono essere abituati a usare la mascherina.